Proviamo a capire insieme perché il processo Ambiente Svenduto bis, ripartito a Potenza dopo l'annullamento della Corte d'Appello, in questo momento fa registrare un numero di parti civili, cioè di gente che chiede danni e risarcimenti molto decisamente più basso di quelli che avevamo nel primo grado quando si è celebrato a Taranto. Non ci sono i miticoltori, non c'è nemmeno Vincenzo Fornaro tra le parti civili, allevatore a cui furono abbattute centinaia di capi di bestiame, di pecore avvelenate dalla diossina, candidato sindaco, insomma diventato uno dei simboli della lotta all'inquinamento. Il perché lo chiediamo direttamente a lui che è in collegamento con noi. Buongiorno Fornaro. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È non costituirsi parte civile un modo per gettare la spugna di fronte all'inquinamento o è una strategia diversa? Assolutamente no, gettare la spugna mai, è semplicemente una strategia diversa perché, come hai poc'anzi ricordato, il processo Ambiente Svenduto celebrato a Taranto è stato completamente annullato e solo per celebrare quel processo ed arrivare a quella sentenza di colpevolezza, che credo sarà ripetuta tranquillamente anche dal Tribunale di Potenza, perché non sono riusciti in nessun modo a smontare quella tesi accusatoria. Però ci sono voluti 15 anni. Ora, se ce ne dovessero volere altri 15 per arrivare a un nuovo giudizio di colpevolezza e avviare poi il giudizio civile, capirei bene che insomma ci vorrebbe un tempo enorme. Noi stavamo già agendo per avviare il giudizio civile sulla base anche della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto. Allora, quanto ha pesato però, magari se non su di lei, su altra gente, immagino sui cittadini, non so, dei tamburi, quanto ha pesato l'annullamento della Corte d'Appello? Beh, sicuramente dal mio punto di vista ha pesato tanto, perché anche io ho provato un forte senso di delusione. È chiaro che insomma è l'ennesima battaglia vinta, così come quando siamo riusciti a far giudicare, avere delle prove al Tribunale di Taranto, il giudice Todesco all'epoca, che emanò un'ordinanza di chiusura dell'area calda. Poi, come ben sai, sono arrivati tutti i decreti governativi a salvare l'Ilva. Anche questa volta, dopo l'ennesima vittoria, arriva un cavillo burocratico che salva nuovamente tutti questi signori. Quindi è chiaro che c'è stato un forte senso di delusione, e credo che la mancanza di costituzione di parti civili sia dovuto proprio a quello. Per quanto ci riguarda, stiamo già avviando il procedimento per il risarcimento in sede civile, quindi arrendersi mai, ma è solo un cambio di strategia dovuta alla lungaggine dei tempi burocratici. Fornaro, secondo lei, per una parte di Taranto pesa anche l'ipotesi che comunque Potenza non è Taranto, quindi dei costi per le trasferte gli avvocati dovranno sostenerla e in caso comunque bisognerà pagarli in qualche modo? Ma anche questo sicuramente, perché voglio dire, un processo così articolato e, come ho già detto prima, probabilmente nuovamente con dei tempi abbastanza lunghi. Cioè, un conto è andarsi a fare tutte le udienze, come anche io e la mia famiglia abbiamo fatto al Tribunale di Taranto. Un conto è partire tutti i giorni e andare a Potenza, e addirittura mi sembra poi il processo vero e proprio sarà avviato forse a Salerno, si vociferava anche di No, in realtà è scongiurata questa ipotesi. Comunque già solo andare a Potenza ha dei costi notevoli. Gli avvocati che devono affrontare le trasferte, insomma, giustamente devono essere pagati per il loro lavoro e per i costi di trasferta. Vabbè, insomma, mi sembra... Non tutti hanno potuto affrontare questa... Certo, chiaro. Mi sembra chiaro che, insomma, la lotta Fornaro vuole comunque portarla avanti. Assolutamente no, da questo non c'è proprio... via di scampo. No, non c'è proprio ombra di dubbio su questo. La lotta è stata iniziata e sarà portata avanti con ogni mezzo possibile. È chiaro che magari in corso d'opera, come in questo caso, ci fosse bisogno di un cambio di strategia, la applicheremo, perché l'altra cosa che probabilmente accadrà è che buona parte dei reati sono già prescritti, una buona parte potrebbe prescriversi in corso d'opera. Quello che ci riguarda direttamente, che è l'avvelenamento di sostanze alimentari, ha un tempo di prescrizione molto lungo, quindi
resisterà anche alla pericolosità della lungaggine e questo naturalmente sarà il tempo a raccontarlo. Intanto grazie a Vincenzo Fornaro per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Assolutamente, grazie per l'intervista, grazie. Buona giornata Buona giornata e buon lavoro.